Buongiorno, io sono Vez e benvenuti in questo nuovo video di Pillole di diritto. Sigla. Nello scorso episodio abbiamo parlato di come si approva una legge, lo trovate qui in alto a destra se ve lo siete perso. Oggi invece parliamo del decreto legge, che è una cosa un po' diversa. Come sempre partiamo da una premessa. Uno Stato liberale come il nostro vede i poteri divisi in tre organi. Il potere legislativo va al Parlamento, quello giudiziario va alla magistratura e quello esecutivo al governo. Questa logica è stata teorizzata da Montesquieu. Il potere che interessa a noi è quello legislativo, quindi quello affidato al Parlamento. Esistono però alcuni casi nei quali il governo, che dovrebbe avere solo il potere esecutivo, quindi non quello legislativo, si sostituisce al Parlamento e fa delle specie di leggi temporanee. I decreti legge quindi non sono nient'altro che un'appropriazione da parte del governo di un potere che spetta al Parlamento. Secondo la Costituzione si tratta di atti del governo che possono essere approvati solamente nei casi di straordinaria necessità ed urgenza. Uno di questi casi, ad esempio, può essere un terremoto, una catastrofe ambientale. Proprio per questo esistono i decreti legge, perché al posto di avere un iter lunghissimo ne hanno uno molto breve, temporaneo, che però va a tappare una situazione che ha bisogno di estrema urgenza. C'è un'emergenza, il Parlamento è troppo lento, agisce il governo senza Parlamento. I decreti legge infatti vengono approvati dal Consiglio dei Ministri, che non è altro che una riunione di tutti i ministri di quel governo. Ci si riunisce, si vota e una volta approvato viene emanato dal Presidente della Repubblica. Attenzione, emanato e non promulgato. Nel momento in cui è apposta anche la firma del Presidente della Repubblica, viene emanato, viene messo sulla Gazzetta Ufficiale e immediatamente entra in vigore senza vacatio legis, quindi senza quel tempo che abbiamo detto nello scorso video che intercorre tra quando viene pubblicato sulla Gazzetta e quando effettivamente entra in vigore. Di solito sono 15 giorni. Ed entra subito in vigore proprio perché ha questa caratteristica di necessaria urgenza. Essendo legato a una situazione di emergenza, ha bisogno di essere approvato immediatamente, che entri subito in vigore. Se l'iter finisse qui, significherebbe che il governo ha tutto il potere di fare le leggi senza passare dal Parlamento. E invece non è così. A questo punto infatti il decreto legge è entrato in vigore, ma è anche stato presentato al Parlamento contemporaneamente. Infatti dopo essere stato approvato ci sono un massimo di 60 giorni prima che sia convertito in legge effettiva. È un decreto legge, non è una legge. Se questo non viene convertito in legge entro 60 giorni, quindi o si vota di no o non si vota proprio, questo decreto legge decade con effetto retroattivo, quindi qualsiasi cosa sia successa dal momento in cui entra in vigore ai 60 giorni successivi non esiste più, viene completamente cancellato. Quindi ad esempio se era un qualcosa di tributario, se c'era da pagare una tassa ed è stata pagata in quei 60 giorni, dopo 60 giorni, se non viene convertito in legge il decreto legge, quei soldi tornano alle persone che li hanno pagati. Attenzione però, perché i più furbi di voi avranno detto allora si potrebbe evitare il lunghissimo iter del video scorso facendo tutti i decreti legge e poi convertendoli in legge. E invece no, perché abbiamo detto che queste cose vanno fatte solo in casi di straordinaria necessità e urgenza. Quindi che cos'è che succede se un governo se ne approfitta, fa un decreto legge che poi viene convertito in legge, quindi anche il Parlamento se ne approfitta di fatto, e considerano super importante una legge contro gli unicorni, cose strane insomma. In sostanza succede che la Corte Costituzionale, su istanza di un giudice, dice questa roba non è di straordinaria necessità e urgenza, gli unicorni non esistono, quindi cosa state facendo? Questa roba è da annullare. E di fatto la annulla, perché è contraria all'articolo 77 della Costituzione. E attenzione che questo non è l'unico modo che il governo ha per non passare momentaneamente dal Parlamento. Ci sono anche i decreti legislativi, che sono diversi dai decreti legge e ne parleremo nel prossimo episodio. Quindi per questo video è tutto, io se vi è piaciuto vi invito a mettere like, commentare, condividere, iscrivervi e attivare la campanellina e come sempre tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli.